la questione importante è che sulla scia, sul progetto del referendum per l'indipendenza del Veneto si stanno orientando in modo anche diciamo imponente dal punto di vista della comunicazione altri soggetti. Quindi per dare rispetto a quelle tre parole che sono diventate le nostre parole d'ordine, chiarezza, coerenza e soprattutto credibilità, noi abbiamo precisato oggi alla stampa e lo ribadiamo che non abbiamo nulla in contrario con le iniziative che si affiancano, si sovrappongono e si orientano verso l'indipendenza. Però chiarezza e credibilità. Il cuculo, come si dice, è abituato a deporre le uova nel nido altrui. Attenzione, ci va perfino bene di covare le uova altrui, purché, come si dice in Veneto, noi sia slosse o sbardotte. Ho scoperto che in Veneto si usano anche altre espressioni. Sapi cosa che vuol dire slosse o sbardotte? Sbardotte del padovano, slosse del veneziano e parte del trevisano. Vuol dire non feconde. O il vovo ciaro anche, come diceva mia nonna, no? Che andava a fare a spiera, si vedeva se era o meno fecondo. Ecco, se depongono l'uovo fecondo dell'indipendenza, noi lo coviamo. Se l'uovo è sbardotto, quei sattine e lo buttiamo giù dal nido. Questa è la nostra idea. Non abbiamo pregiudizio nei confronti di nessuno. Allora, la chiarezza è che chi va a raccogliere firme domani, ed è il primo esempio, ho visto ieri sera che ero nel Veronese, pagine intere di quotidiani, vieni a votare, a sostenere l'approvazione della legge 342 in favore dell'indipendenza del Veneto. Poi sotto c'era scritto rinnovo tesseramento 2014. Sono due cose diverse. Se tu usi per fare il tesseramento perché devi rifarti la verginità, usi l'idea formidabile, l'idea vincente, l'idea che ormai è in testa ad ogni scelta politica non più rinviabile, quella dell'indipendenza, hai sbagliato. Se sposi l'indipendenza va bene. Purtroppo a dare una lettura negativa di questa scelta è intervenuto, mi dicono ieri su Rai 3, il segretario nazionale della Liga Veneta, Lega Nord, nonché sindaco di Verona, dicendo che loro sostengono l'indipendenza perché gli serve per continuare delle trattative come abbiamo visto in questi 20 anni con lo Stato italiano. No signore, è sbagliato strada, è l'uovo slosso o sbarlotto, non è l'uovo fecondo. Quindi attenzione, chiarezza, coerenza e credibilità, su questo noi ci giochiamo la partita fino alla fine. E proprio in forza di questi principi diciamo anche che non siamo contrari nemmeno ad altre iniziative che hanno creato notevole suggestione e confusione, quella di un voto telematico che sicuramente smuove attenzione politica, ma che sicuramente non è utilizzabile ai fini della spendibilità in ambito internazionale. Questo è un punto non superabile. Non è coerente a chiarezza dire questa cosa qua. Tant'è vero che i promotori inizialmente con un gesto di umiltà e di onestà avevano detto che era l'applicazione del metodo Bertolissi. E allora se è l'applicazione del metodo Bertolissi vuol dire aver riconosciuto in partenza che rimane l'equivalente delle primarie del PD o dei sondaggi che chiunque può fare nei modi che ritiene più liberamente praticabili. Questo è un atto politico. È un atto politico che se però si tende di vendere come un atto di valore istituzionale, o meglio, come dico io, spendibile a livello internazionale per difendere la volontà dei veneti in favore dell'indipendenza, questo non ci sta bene. La chiarezza. Arriveremo un minuto dopo, però vogliamo arrivare in piedi, non come si dice in Veneto scapussarsi, cascare per terra. Questo è fondamentale. E per queste ragioni noi non parliamo dell'ultima nota, non parliamo di alleanze politiche in previsione delle elezioni regionali venete del 2015, perché sarebbe una contraddizione in termini. Noi stiamo lavorando perché l'indipendenza si avveri quanto prima, senza ritardi, immediatamente. E quindi non possiamo, nel momento in cui pratichiamo una robusta, decisa, straordinaria azione politica sul territorio per parlare di indipendenza, per avere il referendum sull'indipendenza, non possiamo indebolirci nella credibilità un'altra volta, che è la cosa più grave,
per dire ma noi l'anno prossimo faremo alleanza con tutti. Parleremo di alleanze solo alla fine dell'anno, se non avremo ancora raggiunto l'obiettivo della indizione del referendum e della dichiarazione unilaterale. A quel momento, siccome non siamo stupidi e non siamo sprovveduti, saremo noi eventualmente a tirare il problema e a vedere di fare un'alleanza con tutti quelli che vogliono indipendenza. Ma oggi non voglio sentir parlare. Oggi chi parla di alleanze non ha a cuore il progetto di indipendenza, ha a cuore qualche obiettivo personale e va detto con chiarezza, con fermezza, senza compromessi. Non voglio che all'interno del movimento nessuno parli di alleanze in funzione delle regionali, vuol dire già non credere nel progetto di indipendenza. E chi non crede nel progetto di indipendenza, qua abbiamo 4 porte, nel mondo c'è ampie piazze, può andare dove vuole, non appartiene a Indipendenza Veneta. Uno in meno, ma quelli che ci sono duri ai banchi, come si dice. Questo è... L'altra cosa che abbiamo detto, e questa è la forza della credibilità, noi abbiamo detto comunque a chi raccoglie firme, e lo diremo quindi con positività anche ai veneti che pensano di fare una cosa buona, che vanno domani a firmare in qualche gazebo che trovano in giro per il Veneto, attenzione, firmatelo anche se volete, perché non fa mai male se l'obiettivo è quello di convincere, oltre alla maggioranza che c'è in regione, anche per esempio la sinistra o altre forze che erano poco convinte, quello va bene. Noi abbiamo già lanciato il messaggio e l'obiettivo e il testimone un passo in avanti, che è quello poi che troviamo anche nell'esempio catalano, ovvero, come diceva bene prima Michele, l'indizione del referendum, anche se la legge regionale, una volta approvata, dovesse essere impugnata dal governo avanti alla Corte Costituzionale. Quello è il punto che ci differenzia. Quindi anche gli amici della Lega, di plebiscito, di chi altro non ci interessa, non abbiamo neanche paura di nominarli, di solito si evita di nominare quelle figure che sembrano antagoniste. Noi parliamo con chiarezza, coerenza e credibilità. Diteci che sostenete comunque l'indizione del referendum, anche se fosse impugnato, e noi siamo già in alleanza sull'obiettivo. Non serve fare nessuna carta scritta. Tra galantomini, se si sa, in assetto di competizione sull'obiettivo che è di tutti. Quindi non abbiamo né esigenze di essere prima, né esigenze di invocare qualsiasi, diciamo, precedenza sugli altri, qualsiasi forma di titolarità del progetto. Il progetto è di tutti se è condiviso in questo modo, quindi noi siamo felicissimi. Mi pare che la cosa sia non condivisa di più dal movimento, è quello che è venuto fuori, come si spiegava bene prima, anche dal congresso del 26 di gennaio. Il movimento sta producendo in modo straordinario un attivismo che ha rivoluzionato tutti gli schemi che conoscevamo prima, quindi continuiamo così, facciamoci apprezzare per la nostra credibilità. Vale oro.